Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzeni e questo è Sardinia Warrior, canale di YouTube sulla civiltà nuragica, la ricostruzione, il combattimento e la rievocazione storica. Oggi vi parlerò di brassard nuragici. Il brassard nuragico è la protezione per il braccio utilizzata dagli arcieri. Questo brassard è però assolutamente differente dai canonici brassard, un termine utilizzato soprattutto per i reperti del Neolitico e dell'Eneolitico. A differenza di quanto possa far pensare il nome, ha una forma e quindi anche un uso molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Questo tipo di parabraccio si presenta con una protezione esterna al braccio stesso che va dal polso al gomito. Già questo di per sé in un parabraccio da arciere è un fatto assolutamente anomalo. Oltre a questo, il parabraccio presenta sul lato interno una protezione che sembra imbottita, ma potrebbero trattarsi anche di stringhe per legare il parabraccio stesso, o la somma delle due cose, al braccio di chi lo usa. Questo parabraccio conformato in questa maniera non sembra assolutamente utilizzabile nel modo tipico degli arcieri, diciamo olimpionici, che scoccano in questa maniera. Questo tipo di tiro moderno non è paragonabile a quello antico utilizzato dagli arcieri dell'antichità e di tutto il mondo, che prevedeva un uso dell'arco. Questo è un semplice arco di rattan, quindi non storico, ma la forma fa capire come poteva essere utilizzato. L'arciere dell'antichità invece operava nel tiro con una distanza maggiore in questo spazio, con il braccio leggermente piegato, non quindi così in questa posizione come negli arcieri moderni, ma con il braccio leggermente all'infuori. Questo tipo di tiro, detto istintivo, ha chiaramente delle modifiche nell'assetto dell'arciere rilevanti e non solo, chiaramente è diversa anche la finalità. Uno è un tiro di precisione sulle lunghe distanze, l'altro è un tiro istintivo, appunto, quindi immediato, per colpire bersagli che si muovono o bersagli che si muovono in condizioni di tiro difficili, ad esempio a cavallo. Il parabraccio degli arcieri nuragici sembra più un parabraccio da guerriero che non una protezione per proteggere questa parte interna del braccio dallo scoccare della corda. Facendo un paragone con il guantone dei pugilatori, si nota oltretutto una certa somiglianza. Come potete vedere, quella che potrebbe essere un'imbottitura del guantone dei pugilatori è stata ipotizzata come una serie di legacci. In alcuni parabracci nuragici addirittura sembra notare una protezione imbottita per le mani, una sorta di guanto molto grosso, che già gli studiosi degli inizi del Novecento paragonarono ai primi guanti da schermo. L'altro elemento particolarmente interessante che denota gli arcieri nuragici è la presenza di una corta spada in quello che viene chiamato come gruppo faretra. L'arciere nuragico portava sulla schiena questo spadino, secondo alcuni un propulsore, più le frecce e un contenitore accessorio di cui ancora non si capisce la natura.
Queste frecce e questo spadino costituivano nell'insieme il cosiddetto gruppo Faretra. L'arciere quindi era un arciere armato, perché se portava la spada di riserva vuol dire che una volta esaurite le frecce la estraeva per combattere. Secondo altri interpreti della civiltà nuragica invece l'arciere, una volta esaurite le frecce, si ritirava dietro la formazione di combattimento e aveva così salva la vita. Da questo strano mix di utilizzo della spada e dell'arco sembra possibile delineare un tipo di combattimento abbastanza innovativo e certamente qualcosa di non tipico degli arcieri dell'antichità. Le opzioni sono diverse. Quando l'arciere esauriva le frecce si ritirava dal combattimento dietro la schiera di fanti, e questa è la prima possibilità. La seconda possibilità è che una volta estratte le frecce l'arciere, dotato del suo arco, estraesse la spada dal gruppo Faretra e combattesse con questa, ma ovviamente la mano in questione risulta scoperta. L'altra opzione ancora è che l'arciere con il suo arco estraesse la spada dal gruppo Faretra, buttasse via l'arco per passare la spada da una mano all'altra, diventando così mancino momentaneamente, per difendersi come facevano né più né meno gli altri guerrieri con il parabraccio sulla mano destra tuttavia. Quindi il grande dubbio è perché il parabraccio in questione non è presente nella mano destra, che estrae sicuramente l'arma e che in teoria dovrebbe essere la mano forte dell'arciere, che spesso si vede tendere l'arco con questa. Facendo un paragone con gli Zulu africani, si vede che questi guerrieri utilizzano uno scudo dotato all'interno di due bastoni o, talvolta, quando duellano tra di loro, non in battaglia quindi, un semplice bastone lungo con un panno a protezione della mano. Questo bastone viene tenuto con la mano sinistra e serve praticamente per riparare il guerriero dai colpi avversari. Ma verrà da chiedersi in maniera molto semplicistica che cosa differenzia un arco da un bastone, se non il fatto che l'arco è sì una macchina complicata, ma risulta sempre essere un bastone con un filo che lo tiene in tensione. La mia ipotesi è quindi che i guerrieri estraessero la spada del gruppo Faretra, avessero l'assetto come da arciere, quindi con l'arco in avanti, e in questa posizione si difendessero dall'avversario. In questo modo la mano destra non ha bisogno del suo guanto, poiché quello che realmente protegge il guerriero è il bastone, quindi l'arco, il guantone e il parabraccio. Il parabraccio proteggeva il guerriero dai colpi che magari non andavano sull'arco ma andavano sul braccio stesso, arrivando sino a coprire il gomito. Oltre il gomito non si presenta il problema, poiché la faccia è sicuramente il bersaglio principale assieme al petto da colpire. L'arciere nuragico si presenta così come un guerriero completo che combatteva con due ruoli diversi, sommando assieme l'abilità dello spadaccino a quella dell'arciere. Questa almeno è la mia interpretazione, spero che sia stata di vostro gradimento e che vi sia sembrata sensata. Trovate uno studio molto più approfondito su questa tematica nel mio libro Guerreris, dai bronzetti alle statue di Monti Prama. Per qualsiasi domanda ci ritroviamo in questo canale per ulteriori video sull'archeologia sarda, sulla civiltà nuragica, sui guerrieri nuragici e sulla rievocazione e la scherma storica. Un caro saluto, ciao!